Innanzitutto benvenuti. Nell'onda degli incontri che noi come studio ci siamo pregiati di organizzare negli ultimi mesi, abbiamo quest'oggi voluto andare ad esplorare e discutere un tema un po' particolare che si lega all'attività di un mio caro amico e cliente, che è un autorevole professionista del mondo della comunicazione e delle relazioni, che è il dottor Giampiero Beltotto, il quale non è qui oggi invitato nella sua qualità di advisor, diciamo, di questo mondo, ma nella sua qualità istituzionale di presidente del Teatro Stabile del Veneto. Come studio ci siamo pregiati di fare degli eventi che potessero mettere in risalto alcune realtà di alcuni nostri clienti, e ricordo alcune molto interessanti e molto belle, e pur sempre collegate in questo periodo della pandemia. E ricordo con molto piacere il mondo del turismo, che è stato un mondo che è stato molto penalizzato, così come il mondo della formazione, così come il mondo anche poi della calzatura di lusso che abbiamo fatto con il nostro cliente. Oggi ritenevamo che potesse essere molto interessante e anche un po' un momento di discussione e di approfondimento affrontare questo mondo che rappresenta Giampiero e che è il mondo del teatro. Nella sua funzione, nel suo ruolo di presidente del Teatro Stabile, evidentemente lui gode di una posizione privilegiata per poterci dire e raccontare quelle che possono essere un po' le caratteristiche, le tematiche, le dinamiche e le prospettive di questo settore. Con me ho invitato, oltre a Giampiero, la dottoressa Michela Fasani, che è una giornalista, non ha bisogno di presentazioni, nemmeno lei, della Sette, e anche editrice di Fuori la Voce, giusto, per cui che è una rivista molto interessante che si occupa di tutte le tematiche, no, collegate soprattutto al mondo della donna, che farà la coordinatrice, quindi io mi toglierò un po' questo ruolo e lascerò a voi un po' fare questo dibattito sulle domande che la Michela vorrà fare al dottor Beltotto, in cui andremo ad affrontare proprio il tema del mondo dello spettacolo, no? A parlare un po' del mondo dell'industria e della cultura, che è un tema molto importante e molto rilevante, specialmente poi in una regione come il Veneto, insomma, in cui il mondo della cultura, così come il mondo del turismo, che abbiamo già affrontato sugli eventi precedenti, assume un ruolo molto significativo. Per cui io darei a te, Michela, la parola e ti invito, no, a iniziare con le prime domande, insomma, con Giampiero, per capire un po' quale può essere un approfondimento su questo tema, andando poi a mettere in rilievo soprattutto quelli che possono essere gli aspetti più critici del periodo nell'ambito del teatro. Allora, grazie Alberto, ci permettiamo il tu, giusto? Visto che Ovviamente, siamo beh, in era famiglia, tra sottinteso, sì, sì. virgolette. E appunto, come hai detto giustamente tu, dobbiamo parlare della cultura a 360 gradi di un mondo che è un po' patito, ovviamente, come tanti altri, come il turismo per esempio, questo periodo. Non lo possiamo chiamare ancora post pandemia perché siamo in piena pandemia comunque, però qualcosa si è mosso. Adesso per esempio i teatri hanno la capienza al 100%. Però partiamo dall'inizio, volevo chiedere proprio a Giampiero un po' di farci il quadro della situazione, come sta in questo momento il mondo della cultura e del teatro dopo quello che è successo, dopo ovviamente un anno e passa forse di chiusura forzata. Beh, il mondo della cultura è un universo variegato e che ha diverse sfaccettature, isolette, arcipelaghi, penisole. Un conto è una mostra d'arte, un conto è un grande spettacolo dal vivo di musica rock, un conto è il teatro lirico, un conto è il teatro di prosa. Leggevo che ad esempio il teatro lirico, che qui in Veneto vuol dire innanzitutto il Teatro La Fenice e che apre sabato la sua stagione, a cui auguriamo ogni buona sorte, dice il sovrintendente Ortobina che sta andando bene, insomma che che c'è una buona richiesta di biglietti. Le mostre mi sembra che stiano riprendendo con una certa fatica, ma insomma immagino che si stiano riprendendo. I concerti, leggevo che Palageox, che è comunque il luogo più importante in questa regione, stanno incominciando ad andare bene. Qui si deve molto al management di Palageox, insomma, che è di prim'ordine, e noi abbiamo ricominciato, abbiamo fatto 2 o 3 spettacoli fino adesso, sono andati piuttosto bene. Certamente stiamo perdendo qualche cosa in bigliettazione perché noi abbiamo rispetto agli altri una media di età un po' più alta e quindi paghiamo un po' anche il timore che uscendo di casa ci si possa ammalare. Devo dire, se per quel che posso e per i clienti di questo studio che assisteranno a questo dibattito, che se c'è un posto dove è difficile ammalarsi sono i teatri, perché si sta seduti, si guarda avanti, si ha la mascherina,
manca solo che all'ingresso facciamo le docce con i disserbanti di virus, quindi diciamo è un posto sicuro. Ecco. Quindi le regole del gioco sono capienza al 100%, mascherina obbligatoria, controllo del Green Pass e della temperatura. Sta andando meglio l'acquisto del biglietto nel giorno stesso o va meglio? Non lo so. Per quanto No, questo non è cambiato molto. Chi prendeva prima, chi era abituato a comprare online, continua a comprare online. È cambiato invece il tema degli abbonamenti. Per noi è stato un grande sacrificio non poter fare abbonamenti, ma del resto abbiamo saputo delle capienze a 3-4 giorni dall'apertura, quindi era impossibile farli. Stiamo facendo dei piccoli carnet di 2-3 spettacoli. E durante il lockdown il teatro si è trasferito online, quindi è stato un po' un cambiamento anche di prospettiva. Come è andata? C'erano spettatori diversi? Beh, è scorretto dire il nostro teatro si è trasferito online perché non l'ha fatto nessun altro. Abbiamo avuto dei risultati invece straordinari, intanto perché questo mi ha consentito di firmare 300 contratti di scrittura con attori, registi, elettricisti, eccetera, eccetera. E questo ha dato un po' di ossigeno al personale del teatro che certamente soffriva più di altri di questa situazione. E secondo, ci ha costretto a imparare un mestiere nuovo, che è quello di registrare quello che facciamo in modo tale che possa essere poi fruito dal pubblico a casa o insomma sui telefonini o sugli strumenti, sui device che hanno, invece che dal palcoscenico. Però, come dicevamo ieri, io faccio il teatro dove posso. Ecco, apriamo il capitolo proprio delle maestranze, degli operatori. Come è andata? Quali sono stati anche gli aiuti che sono arrivati e se sono stati sufficienti? Non so se qui metto il dito sulla piaga. Gli aiuti non sono mai sufficienti, perché quando uno perde un pezzo del suo stipendio non è mai sufficiente il fatto che ci sia qualcun altro che eroga degli aiuti. Certamente il fatto che siano arrivati degli aiuti e che quindi il ministro Franceschini si sia dimostrato molto sensibile rispetto a questo settore ha aiutato, ma di sicuro è un mondo che ha sofferto molto, perché poi io rappresento un teatro assistito, quindi i miei soci sono pubblici e io ricevo soldi dalla mano pubblica. Chi è privato ha sofferto molto più di me. A questo proposito c'è stato anche l'ingresso di Assindustria, se non sbaglio, e quindi insomma sono entrati anche dei soci non pubblici. Questo significa dare ossigeno comunque al teatro? Sì, sono però due cose diverse. Un conto è che ci sia stata la mano pubblica che ha assistito il settore. Un altro conto è che il Teatro Stabile del Veneto, unico fra i teatri italiani, ha cercato di essere attrattivo rispetto al mondo dell'impresa che c'è in questa regione e che, diciamo, tranne la Lombardia, insomma, non ha uguali anche per vivacità. Quindi ci siamo messi sul mercato della seduzione di altri soggetti, in qualche modo istituzionali, però che rappresentavano il mondo dei privati. Innanzitutto le camere di commercio e poi, è vero, gli industriali di Padova e di Treviso. A giorni avremo un altro ingresso molto importante di cui sono molto, molto orgoglioso, molto contento, ma questo vuol dire semplicemente che il territorio sta incominciando a riconoscerci e quindi da questo riconoscimento potranno venire anche gli aiuti economici dalla mano privata. Ecco, entriamo un po' nel campo di Alberto, quindi Fondo Unico dello Spettacolo, manovra economica, che cosa possiamo dire? Che stiamo aspettando che il governo dica esattamente quanto rispetto alla manovra economica riuscirà a dare al mondo dello spettacolo. Però mi preme un'altra cosa, mi preme dire che fino adesso tutto il mondo della cultura è stato un mondo fondamentalmente assistito. Ecco, questo deve finire perché lo Stato sta finendo i soldi, quindi per non farsi trovare impreparati nel giorno in cui avviene la fine del mondo, bisogna che il bruco diventi farfalla. Per adesso siamo neanche un bruco.
Alberto, vuoi aggiungere qualcosa su questo? Beh, oddio, c'è poco da aggiungere, insomma io condivido pienamente che insomma, il mondo del denaro pubblico a titolo di contributo gradualmente nel tempo andrà scemando. Però qui ci vuole anche la capacità dei soggetti nominati a livello istituzionale di cogliere questo passaggio e di iniziare già a muoversi come sta facendo Giampiero su Padova, perché io so che tra l'altro lui insomma, non è che ha aspettato queste cose, lui si sta muovendo, lui ha una grandissima rete poi di relazioni trasversale sul mondo no, della finanza, dell'imprenditoria e quindi io so per certo, tra l'altro sono stato anche invitato una volta lì, per tutto questo mondo che lui vuole cogliere e che è il mondo dell'attenzione no, delle associazioni, degli imprenditori, dell'economia, della finanza e del territorio verso il teatro. E io credo che questo sia un percorso necessario, un percorso che potrebbe anche dare grandi soddisfazioni e soprattutto che cambia una prospettiva e una visuale completamente diversa. Vede, per fare questo bisogna mettersi d'accordo su che cos'è il teatro e su che cos'è questa roba che chiamiamo genericamente cultura. Quando io ero piccolo e mi formavo, i teatri e gli altri luoghi della cultura erano i luoghi di formazione delle coscienze, una vecchia definizione crociana e marxista per dire che ci sono dei posti dove ti indottrino il pupo. Questa roba qui è finita, non c'è più, la gente non viene più a teatro perché si vuole riconoscere in un mondo ideologico, la gente va a teatro per divertirsi, quindi il divertimento, ovvero la riflessione, è oggi la nostra responsabilità di offrire servizi. Noi siamo come una multi-utility. C'è chi porta l'energia elettrica, c'è chi porta lo spettacolo. Il mio socio pubblico, se accetta questa definizione, deve poi darmi lo strumento per poterlo fare. Oppure mi deve mettere in condizione, attraverso provvedimenti fiscali, ad esempio, molto più importanti che quelli che già ci sono e che sono benemeriti, di offrirmi al mondo dei privati. Perché? Perché anche l'ultimo miglio, come si diceva nel campo dell'energia, bisogna darlo. Chi è che porta lo spettacolo nei paesini? Noi abbiamo un distributore che obiettivamente ha delle difficoltà e ci sono delle difficoltà di relazione fra di noi. Quindi che cosa io immagino? Io immagino che la regione diventi il luogo all'interno del quale si sviluppi la macchina dei servizi dello spettacolo. Ma cosa viene in tasca a un imprenditore che vuole investire nel privato e quindi vuole investire nella cultura e nel teatro? Che cosa viene in tasca? Beh, in questo momento viene in tasca intanto il provvedimento fiscale chiamato Art Bonus, che certamente non per tutti, ma per molti diciamo, è un provvedimento sostitutivo rispetto ai soldi che il fisco comunque gli avrebbe chiesto. Poi mettiamoci anche qui d'accordo su che cos'è mettere in tasca, perché se il medio grande imprenditore del Veneto immagina di essere una drogheria, allora gli viene poco. Se invece sa che cos'è e sa che la sua relazione con il territorio, e non solo con il territorio, può dargli un vantaggio, virgolette, immateriale, poi ciascuno determina il proprio vantaggio immateriale, io credo che offrire del denaro alla cultura significa costruire una partnership che poi rimane. Le faccio un esempio. Quando sono andato a Mosca, quando il Teatro Stabile è andato a Mosca e in 3 giorni ha fatto quasi 5.000 ingressi per vedere un Goldoni veramente molto ben fatto da Paolo Valerio, l'edizione delle Baruffe Chiozzotte di Paolo Valerio, il mio rammarico è stato di non aver avuto con me degli imprenditori che sapessero vendere insieme con Goldoni i propri tondini di ferro, perché il tondino di ferro con una rappresentazione si vende meglio. Questo lo hanno capito i milanesi. In Veneto è un pochino più complicato da viversi e da capirsi, non so perché, lui lo saprà meglio di me. Sì, no, allora, sono delle sfumature molto profonde queste. Giustamente l'aspetto della visibilità dell'imprenditore in un territorio, quando si presenta con certi crismi, come può essere il teatro, come può essere il Goldoni a Mosca, evidentemente è già un viatico per poter accedere ad altri tipi di
di ragionamento. Mi viene in mente insomma, un amico che avevo tempo fa che aveva una squadra di calcio, che era presidente, che in realtà lui poi presentava, no, le sue attività, i suoi servizi, però all'inizio era la discussione sui temi del calcio che lui rappresentava. Quindi probabilmente anche la cultura può essere il primo approccio, no, con un mondo di imprenditori, il quale è più disponibile ad ascoltarti se tu porti un messaggio di qualità. E io sono d'accordo, però sono delle sfumature insomma, che bisogna saper cogliere, così come bisogna saper cogliere la relazione con gli imprenditori, in quanto prima di farlo bisogna essere in grado di gestirla. Cioè, non si può pensare che il politico gestisce la relazione con l'imprenditore nell'ambito del teatro, ma deve essere qualcuno che, gestendo come presidenza del teatro, in termini, in chiave imprenditoriale, sa usare un linguaggio empatico ed entrare nella stessa frequenza d'onda dell'imprenditore. Questo è fondamentale, altrimenti sarà anche difficile che lui possa far cogliere il messaggio all'imprenditore di cosa, tra virgolette, gli viene in tasca. Se sei d'accordo. Ma anche il mondo della comunicazione deve cambiare. Dopo la crisi Lehman, dopo la crisi Covid, fortunatamente molti cosiddetti esperti di comunicazione hanno chiuso i battenti perché hanno dimostrato che non aveva senso che stessero sul mercato per assoluta incapacità e per assoluta incompetenza. Tanto in quanto l'imprenditore sceglierà agenzie di comunicazione capaci di creare per lui rapporti importanti col mondo esterno, tanto in quanto lì succederanno cose che avranno un riscontro positivo per l'imprenditoria e per gli operatori del teatro. E poi secondo me c'è anche un po' un dovere sociale, no, dell'imprenditore. Il dovere sociale dell'imprenditore è quello della tutela del proprio territorio. E cosa di meglio che tutelare il proprio territorio nell'ambito delle eccellenze culturali che tu hai, di cui il teatro sicuramente è un'espressione ai livelli assoluti. Mi piaceva un po' interromperti perché tu avevi accennato al teatro online. Allora qui, tra virgolette, il mondo dell'online è un mondo che non solo nel teatro, ma anche i professionisti e molti altri lavori sono trovati ad affrontare durante il periodo della pandemia. Nel 2020 è cominciato. Io, per esempio, su 10 consigli di amministrazione o riunioni con clienti che facevo in presenza, oggi ne faccio 8 online, quindi in conference call o video call, eccetera. Il mondo del teatro è qualcosa di molto diverso rispetto al mio lavoro, ovviamente, però così come prima Giampiero diceva, noi abbiamo fatto teatro online e così come ho letto, così ho curiosato su questo mondo e vedo che si sta discutendo se può avere un senso il teatro in streaming o non in streaming nel futuro, no? Dovendo finire anche questa pandemia, cosa sarà di questo mondo del teatro in streaming? Avrà un futuro o si ritornerà alle vecchie abitudini? Allora io qua volevo chiedere a te se tu ritieni che questo mondo del teatro in streaming, che è qualcosa di completamente diverso, perché come nel mio lavoro, anche nel teatro, ciò che fa la differenza tra l'esperienza in presenza e l'esperienza in streaming è la socializzazione, la presenza, il piacere della condivisione di uno spazio, di una socialità. Allora, il mondo del teatro in streaming potrebbe essere uno strumento che può generare curiosità, nuovi possibili utenti e nuovi possibili ascoltatori dei soggetti che non si recano a teatro, quindi potrebbe avere un suo perché. Ma tu ritieni che possa mai sostituire questo mondo dello streaming, questa esperienza sociale, collettiva, che di fatto è anche il piacere del recarsi a teatro alla sera? Ma certo che sì, perché la generazione dei nativi digitali, un figlio di 15 anni, quindi diciamo, vedo la fruizione che lui ha del mezzo, è assolutamente indifferente rispetto al teatro come l'ho vissuto io negli anni 70, nel 1970, quando avevo la sua età. Però rilevo che durante il periodo del lockdown sono andato a rivedermi alcuni sceneggiati prodotti dalla RAI negli anni 60. Erano non il teatro, quindi il palcoscenico messo e trasmesso in televisione, ma erano il rifacimento su una nuova piattaforma di quei canovacci. Quindi lo streaming funzionerà se noi investiremo in strutture produttive che sappiano decodificare il vecchio testo pirandelliano per quello strumento. Non puoi prendere il palcoscenico e portarlo, perché la RAI negli anni 60 ci ha dimostrato, ma certo c'erano fior di professionisti, cioè devi avere gente che sa quello che sta facendo. Noi ci abbiamo provato e io devo dire che i quasi 2 milioni di contatti che abbiamo fatto in
4 mesi, 5 mesi di lavoro sono un bel viatico. Ma tu ritieni che si arriverà in un momento in cui il teatro verrà sostituito integralmente o resterà sempre il piacere? Ma questa qui, se posso permettermi, è la puttanata che si dice dei libri e della carta stampata. I giornali non è che non vendono più perché sono su carta stampata, i giornali non vengono più perché sono fatti male. Perché a furia di proletarizzare il mestiere del giornalista si è arrivato a proletarizzare il prodotto, quindi il prodotto è illeggibile, la gente non è stupida e non lo compra. Perché? Perché è illeggibile? Perché non è al passo con quello che anche io, che sono più vecchio qua dentro, diciamo, leggo, il modo attraverso cui mi informo è certamente più avanzato rispetto all'offerta dei giornali. L'editoria sta andando benissimo, ma questo non toglie il fatto che nel mondo il libro vada anche sulla piattaforma online, sulla piattaforma digitale. Cioè, il lato buono, io sono un conservatore, ma il lato buono del progresso, di alcune forme di progresso, è che ci danno la scelta. Quindi io sceglierò di informarmi con il quotidiano cartaceo, con il quotidiano online, con l'approfondimento. Ecco, a poco scopriremo che invece bisogna chiudere molti social. Sì, è un po' come la comunicazione di cui si parlava prima, deve modificarsi con i tempi a seconda anche delle esigenze. Aggiungo quest'altra cosa perché abbiamo parlato anche di giovani, di nativi digitali. Il teatro deve investire nella formazione, deve entrare nelle scuole? Sono due cose diverse. Un conto è la formazione e quindi la formazione degli addetti ai lavori, un conto sono le scuole. Di sicuro bisogna ritornare nelle scuole. Io ho incominciato ad andare a teatro appunto nel 1970 perché la mia insegnante del liceo veniva in classe con i biglietti e diceva chi vuole andare, chi vuole andare, chi vuole andare. E quindi bastava essere un po' curiosi, gli davi 110 lire, che era il corrispettivo di un pacchetto di sigarette nazionali esportazioni senza filtro, che era quello che fumavo io, e invece che rubare dalla borsetta di mamma 1000 lire, gliene rubavo 2000, così ci stava anche le 110 lire del biglietto del teatro. Ma certo quindi che bisogna andare a scuola, ma bisogna anche cavare un po' di lacci e di lacciuoli, cioè entrare nelle istituzioni è sempre più complicato, regole, regoline, la sicurezza, mamma mia, cioè non si vive più. Dall'altra parte c'è la nostra formazione. Noi oggi abbiamo una scuola a Padova per attori, sta partendo la grande riforma della scuola del teatro stabile, avremo la scuola per attori e per registi a Venezia, la scuola di drammaturgia a Padova, la scuola dei mestieri del teatro, quindi il comparto tecnico, il comparto tecnologico e il comparto artigianale, perché per noi sono importanti, molto importanti anche quelli che fanno le scarpe, quelli che sanno lavorare il velluto, a Treviso insieme, speriamo, con gli industriali. I 3 corsi di approfondimento faranno, grazie alla Regione del Veneto, costituiranno, credo, una delle più importanti scuole d'Europa. Quindi per andare verso la conclusione di questa nostra piacevole chiacchierata, ma si potrebbe continuare per molto tempo, se dovessimo dire cosa manca oggi al teatro, cosa serve in questo momento e avessimo la lista della spesa da fare? Mancano le idee, servono le idee e servono le idee. Tutto il resto viene dopo, tutto il resto i soldi, tutto questo piagnisteo, questo frignare continuo sui soldi. Avete progetti, vedrete che andate a regione e qualcuno vi passa. Avete idee, vedrete che andate al ministero e qualcuno vi passa. Avete qualche curiosità intellettuale, vedrete che andate sul mercato e qualcuno ve lo paga. Io dico che il problema dei soldi, certo, è importante perché, ma forse sono anche troppi soggetti, Cioè forse qualche soggetto deve anche, come in Italia ci sono 5 milioni di poeti, forse 4 milioni e 900 mila potrebbero dedicarsi ad altro con grande vantaggio, con grande libero vantaggio mercato, dei è così. Il punto è che non è che io faccio una compagnia e in quel momento ho diritto ai soldi pubblici, perché non può più funzionare così.
quello che manca oggi è un dibattito franco su chi deve morire. Questa è la verità. Io ogni tanto lo dico, poi ci sono i panda, non è che tutti i panda devono vivere. Allora, si decide e dobbiamo decidere chi fa vivere e chi fa morire. Allora, in questo momento, in Veneto, è la regione del Veneto centrale rispetto a tutto questo movimento. Quindi è la regione che dovrà dare compiti, responsabilità e verifica i compiti nei fatti. Bene, continua a darti sovvenzioni. Le responsabilità le hai assolte? Bene, quindi continua a promuovere il management. Non hai fatto gli uni o non hai fatto il resto. Vai a casa, chiudi e vai dal sindaco di Padova a dirgli che Beltotto è un cretino e va a casa. Perché se noi continuiamo a promuovere tutti e a pensare che tutto è uguale e che uno vale uno, è una cazzata solenne. Bisogna dire che non è vero. Quindi chi è meritevole e chi è che decide chi è meritevole? È per Bacco la mano pubblica. In questo momento, se è la mano pubblica che paga, sarà quella che decide. Quindi l'assessore Corazzari che dice io vi faccio il taglio del 30%, in realtà lui propone in una commissione consigliare l'iter di una legge. Poi sarà il Consiglio che deciderà quanti soldi arrivano, perché stiamo parlando della finanziaria regionale. Io dico, la prima cosa che forse bisognerebbe fare è quella di distinguere tra una serie di eventi importanti per l'identità di questa regione, quelli che si svolgono nei paesi, in tutte le province di questa regione, da Fenice, Biennale, Stabile e gli altri 4 o 5 importanti contratti che la regione ha fatto, no? Noi cominciamo già a distinguere questa prima parte, poi vediamo che cosa deciderà il Consiglio. Ma dire avete avuto un taglio del 30%, no, non è vero. Perché intanto dobbiamo aspettare che la legge esca dal Consiglio, quindi sarà una responsabilità. Credo che il Consiglio regionale si prenderà tutta insieme e tutti insieme prenderanno. Ma non vedo tutta sta volontà di tagliare la cultura, così se posso dire una mia impressione. Vedo invece la difficoltà, certo, rispetto a un momento così complicato per tutta la società, di dire noi che vado a tagliare? Allora dico, ma non so. Certo che se il Ministero della Cultura ha accettato 800 nuovi soggetti, ecco, mi sembra che siamo una sala un po' teorica, perché se io dico invece che comprare una bottiglia di vino, compro 3 cassette di vino, devo avere i soldi per comprare 3 cassette, vuol dire 3 6 18, non una ma 18 bottiglie. Se io ammetto nella mia cantina 18 bottiglie nuove, devo avere lo spazio, devo avere i soldi. Se invece dico così, vuol dire che avendo 100 lire le divido per 18 invece che per 2. È come per Trilux, no? Sì, forse anche un po' un parallelismo al mondo imprenditoriale, e dopo la pandemia, sempre dopo che non si può dire, c'è stata una selezione naturale. Riferendomi al mondo che certamente tu conosci meglio di me, quando tu chiedi a qualcuno che cosa fa, dici io lavoro nel mondo della comunicazione, e io già lì sento proprio un'angoscia che sale e dico cioè, perché cioè, no? Allora anche lì, insomma, come da tutte le parti, in un mondo che cambia non dobbiamo aver paura del cambiamento, del taglio e quindi dell'immaginarsi il mondo che vogliamo coerente col mondo del nostro desiderio, ma anche col mondo di quello che noi siamo in grado di produrre. Che cosa siamo in grado di produrre? Che cosa ci piace produrre? E quindi che cosa ci piace? Mettere in scena e comunicare. Che è un po' quello che io fa non saprei l'imprenditore, cosa aggiungere deve fare i perché mi conti. trovo d'accordo su ogni sfumatura del suo intervento, a partire dall'inizio in cui parlava del coinvolgimento dei imprenditori, a questo aspetto che lo trovo molto qualitativo nei suoi contenuti, anche molto selettivo. Giustamente in un momento di carenza di denaro la qualità, la selezione e l'evoluzione di qualcosa sono degli aspetti che non possono essere dimenticati. Ma non è vero che c'è carenza di denaro. Non è vero, mai come in questo momento. Pubblico. Ma mai come in questo. Ma scusate, se leggo, insomma adesso diranno sciocchezze, però su questo credo di no.
se è vero come è vero che arriva a questo progetto megagalattico che si chiama PNRR e che a debito stiamo prendendo tutti questi soldi, non è che mancano i soldi, mancano probabilmente i vettori che conducano il soldo a essere soldo ben utilizzato. Non avrei altro da aggiungere. Beh, Io direi che fra un anno andiamo a vedere, tiriamo le fila e Intanto ci aspettiamo da lui, esatto, insomma, le che novità. in tutti questi concetti molto interessanti che ha espresso trovino magari uno sviluppo. Magari il sindaco di Padova mi prende alla lettera e mi caccia via. Vedi? Ah, Sarebbe- figurati. Beh, avrebbe sarebbe fatto un questo. errore madornale e irreversibile. Sì, sì. Io a questo punto ti ringrazio Giampiero e darei a te Michela un po' le conclusioni. È stata una cosa molto interessante, un po' atipica per uno studio professionale, però mi piaceva avere un momento di confronto che fosse al di fuori dei temi dei bilanci, del fisco e di tutto. È molto interessante perché al di là poi delle nostre professioni individuali siamo soggetti che vivono la realtà regionale del territorio, una realtà sociale e quindi ci piace anche essere al corrente. Però se posso dire che così Poi- giustifico anche la mia presenza, Sì. dove è la telecamera, quella lì sta registrando. Per la mia attività professionale l'immanenza in questo studio e la curatela che questo studio fa delle mie cose e la curatela che questo studio fa delle mie cose è fantastica. Oh mamma mia, questa vabbè. Questo mi vale almeno il 10% di sconto. Lo sconto sulle sulla parcella, prestazioni. sì. No, Allora, avrei infatti. capito che è un personaggio un po' particolare Giampiero. Assolutamente, Una persona lo conosco frizzante, da un po' di dinamica, anni. polemica, ironica, insomma. Ma le persone ironiche e polemiche danno sempre quel qualcosa in più. Però una cosa su cui bellissima di ragionare. Giampiero che mi piace, che secondo me lui svolge bene la sua istituzionale, che lui le cose che pensa le dice. E qualche volta pensa a quello che dice. E qualche volta pensa a quello che dice, e quando le dice anche in modo molto diretto. È difficile equivocare quello che dice lui. Sì, questo sì. È molto difficile e quindi questo si presta a creargli forti simpatie come anche forti antipatie. Però la bellezza di una persona che assume un ruolo è questa, essere se stesso, avere una personalità, avere delle idee, lui l'ha dimostrato in modo molto chiaro, e dirle con grande chiarezza. Io mi Sì, fermerei qui, lascio a te proprio le due io parole di volevo chiusura. solo chiudere perché è stato importante il messaggio che ha dato Giampiero anche per quanto riguarda la cultura, l'investimento nella cultura da parte degli imprenditori, questo è importante. Poi le novità che riguardano il mondo del teatro e un po' il parallelismo tra il mondo della cultura e il mondo imprenditoriale, perché abbiamo capito come insomma bisogna meritarsi anche questi soldi che devono arrivare e l'imprenditore lo fa tutti i giorni perché fa i conti con quello che ha, con i soldi che ha e investe su quello che può. Quindi intanto in bocca al lupo, speriamo Anche di da avere parte buone mia. novità. No, speriamo, sono sicuro che avrà e buone speriamo novità. di coinvolgere Perché insomma, anche... io credo che lui sia uno insomma, che prima di desistere dagli obiettivi. No, credo anch'io. E poi speriamo di coinvolgere tanti imprenditori anche che Sì, vogliono lo faremo. investire in cultura e in teatro. No, io ci tengo tra l'altro che sugli imprenditori, anche i clienti che in qualche modo avranno modo di vedere questo intervento, Al di là dell'art bonus. facciano scattare al di là dell'art bonus una scintilla che gli crei questa attenzione verso un Per mondo quelli che pagano importante. bene faccio anche un buon servizio di comunicazione. Su questo siamo... Sì. Giampiero ovviamente poi ha il suo ruolo Ovvio, di advisor, insomma, non ha bisogno di presentazioni sul suo mondo di Ha sempre consulente. bisogno, Giampiero, ha sempre bisogno. Ha sempre bisogno, insomma, sei una persona molto nota. Va bene. Grazie a tutti. Grazie mille, davvero, grazie. Arrivederci.